Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono dal complesso dell'Hotel Country Club a Gragnano, nel comune di Capannori, dove anche quest'anno saranno assegnati i premi del Premio Fedeltà allo Sport. La manifestazione organizzata da Walter Nieri è giunta alla 22esima edizione, un'annata anche quest'anno importante che vede tantissimi ospiti presenti. Andiamo a sentire le loro impressioni per questa manifestazione. Ospite al 22esimo premio del Fedeltà allo Sport Gabriella Dorio, 5 finali olimpiche, campionessa olimpica in 3 edizioni diverse, 2 edizioni dobbiamo dire sfortunatamente per infortuni non ha potuto prendere parte. Direi che comunque a livello sportivo tutto quello che c'era da raggiungere l'ha raggiunto. Diciamo che mi sono divertita tanto e questo è vero. Io ho iniziato da piccola e i grandi tecnici dicevano no, è troppo presto, si brucia, è troppo presto, però io correvo perché mi piaceva correre, sono entrata in nazionale giovanissima perché avevo 15 anni e in atletica entrare a 15 anni, anzi ho fatto prima la nazionale assoluta che la nazionale giovanile. E poi non ho più smesso perché come ho scoperto la corsa che mi piaceva così tanto l'ho abbracciata con tutta me stessa. Ho fatto qualche fatica all'inizio perché i miei genitori non volevano perché ero femmina, non stava bene. Proprio, lei è di Bassano del Grappa? Sì, ora sì, io sono nata in provincia di Padova, comunque ecco, sono veneta. Fare il mezzofondo è uno degli sport probabilmente più impegnativi e anche dove in un lasso di tempo abbastanza breve si deve dare tutto. Ecco, qual è la cosa più difficile fare il mezzofondo? Diciamo che prima di tutto ci deve essere una grande passione, una dote naturalmente fisica perché i genitori devono darti qualche garanzia su questo. Dopo devi allenare oltre ai muscoli anche la testa perché se non alleni la testa come tutti gli sportivi non riesci a raggiungere nessun risultato. Io in questo ero molto brava. E poi tanta costanza, quindi oltre alla passione tanta costanza e non mollare mai. Ricordo prima, oro olimpico, un ricordo, un flashback di quel giorno. L'oro olimpico è partito 15 anni prima, quando io ho vinto i Giochi della Gioventù a Roma, facendo la foto con i miei compagni, mi sono messa davanti a loro e ho gridato io da grande vincerò le Olimpiadi. E ovviamente mi hanno preso in giro perché è ovvio, cioè avevo vinto i Giochi della Gioventù, hanno detto sei montata la testa, adesso... Però io quel pensiero non l'ho più abbandonato e quando mi allenavo, quando non avevo voglia di correre, di allenarmi, pensavo a quelle Olimpiadi che volevo vincere e quindi uscivo con la pioggia, uscivo col brutto tempo e andavo ogni giorno ad allenarmi e quindi quel pensiero mi ha portato poi ad arrivare a Los Angeles, alla terza Olimpiade e avendo ben chiaro quello che volevo fare. È chiaro che finché non tagli il traguardo non sei sicuro di niente, però diciamo che quella Olimpiade l'ho costruita giorno dopo giorno per 15 anni. Però veniamo alla Gabriella Dorio di oggi. Lei è, diciamo così, capitano della nazionale giovanile Under 20. C'è qualcuno oggi tra i giovani nostri che, non dico arrivi ai suoi livelli, ma possa dare qualche speranza dell'atletica giovanile? Abbiamo le squadre giovanili molto belle, ci sono dei bei ragazzi che vanno seguiti da vicino e secondo me sarà la nazionale azzurra del futuro. Di questo io ne sono certa, stiamo lavorando insieme a Stefano Baldini, quindi voi il nome lo conoscete bene, e Tonino Andreozzi è una squadra che sta lavorando a tutto tondo perché oltre che a lavorare con i ragazzi, quando facciamo i raduni chiamiamo anche il tecnico personale, di modo che se c'è qualcosa da imparare o comunque ci si scambia, poi si fanno test e si lavora a tutto tondo, addirittura anche come si deve rapportare il ragazzo davanti a un microfono e a una telecamera, perché tante volte quando intervistano gli atleti anche dopo una manifestazione importante, un'Olimpiade, vengono fuori di quelle interviste che fanno cascare le braccia, quindi i ragazzi devono imparare a gestirsi a tutto tondo e questo sarà per loro molto importante perché poi saranno anche più bravi a gestire la loro emozione in gara. Un nome ce lo fa? No, non lo faccio per scaramanzia, scusatemi, ma noi sportivi siamo sempre un po' scaramantici, però ne abbiamo di belli. E i nomi che conoscete anche voi sono Filippo Tortu,
La settimana scorsa Nadia Battocletti, una ragazzina di 18 anni, ha vinto il 12 nazioni su strada 5 km. Sono ragazzini che vanno benissimo, ma ce ne sono tanti altri. Io nomino questi perché sono quelli di cui si parla più spesso e quindi non li brucio, diciamo. Però secondo me stiamo lavorando bene e questo lavoro si vedrà fra qualche anno. Veniamo al premio Fedeltà allo Sport di stasera. Ha visto, sono stati tantissimi gli ori olimpici che sono venuti, credo che comunque anche questo dimostri che ancora dopo qualche anno ancora gli sportivi si ricordano di lei. Ma io sono onorata di questo premio e sono ben felice di ricevere questo premio e sono in buona compagnia, ho visto. Poi per la faccenda che si ricordano di me, io sono sempre stata un po' restia con i giornalisti, la stampa, mi sono sempre tenuta un po' in disparte. Qualche volta non si può farne a meno, però diciamo che essere presenti in questo premio mi fa molto piacere. Il dottor Aladino Franceschini è uno dei soci onorari del premio Fedeltà allo Sport. Devo dire che ogni anno Walter e i soci onorari riescono ad allestire un cast veramente eccezionale. È vero, Walter è un grande in queste cose, riesce a coinvolgere facilmente tutti e sono anche onorato nel senso di appartenere a chi organizza queste cose, anche perché allo sport dedico un po' di tempo libero, un po' di sponsor alla Lucchese, un po' di sponsor alla Zaberi Fanini come squadra di professional femminile, quindi è sempre stato nel mio DNA lo sport, più calcio che ciclismo, ma anche ciclismo praticato. Quindi. Ma diciamo che qui in occasione del premio Fedeltà allo Sport tutti gli sport sono rappresentati, certo. E quindi è anche un piacere particolare, no? Certamente, anche perché poi, visto che ti fa sempre quelle pubblicità su questo magnifico, diciamo, mensile, no? Che ci rappresenta un po' tutti, noi che partecipiamo anche alla stesura come con la pubblicità, no? E quindi sì, io lo faccio volentieri e poi Walter è una persona che ti coinvolge. Dai. Benedetto Piccinini verrà premiato stasera per quello che hai fatto per il Mondiale di Ciclismo 2013. Molti non si sono resi conto di quello che c'è stato dietro a questo Mondiale, soprattutto vorrei che tu ricordassi stasera che la prima idea di questo Mondiale 2013 è venuta a te. Sì, domenica era la presentazione del ciclodromo e hanno investito il sindaco di Montecatini come l'ideatore di questo Mondiale, ma il sindaco Bellandi, che è un carissimo amico, sarà il sesto, settimo nella lista. Io nell'ottobre del 2000, come ben sai perché ti hai fatto parte, sei stato uno dei primissimi ad assistere a questa vicenda, quindi sei buon testimone, andai da Anelito della Santa che gli proposi questa follia. Lui chiamò Osvaldo Ferrini e si fece quella famosa cena a Livorno, non ricordo il nome del ristorante, ma dove c'eravamo io, te, il Poli, lo stesso presidente della federazione regionale, e da lì è nato il Mondiale. In quella sera di febbraio del 2001. È stata una strada lunga perché ho detto prima il Mondiale si è svolto nel 2013, però credo che sinceramente ne sia valsa la pena. Sì, io ricordo che all'inizio fu estremamente difficile perché io non avevo la più pallida idea di quello che si doveva fare. Tant'è vero che andai da Pasqui Giacomo, della Monzummanese, presidente della Monzummanese, che mi presentò Cerruti, presidente della Federazione Italiana, della Federazione Ciclistica Italiana, e mi disse cosa dovevo fare. Fu anche un buon profeta perché mi disse: non ti daranno il mondiale che vuoi del 2005, se ti ricordi la prima candidatura, neanche quello del 2008-2009, forse verso 2012-2013. A me pareva una follia perché io non avevo intenzione di aspettare 13 anni e invece è stato proprio nel 2013. Io credo che questo evento rimarrà nella tua storia ciclistica, però vogliamo dire che sei stato anche un discreto ciclista. Sì, ho corso diversi anni dilettante in Italia dove ho vinto 7 gare, quindi niente di straordinario. Poi nella maturità, verso i 25-27 anni, ho cominciato a correre come dilettante in Francia dove ho vinto 36 gare e poi ho corso come ciclamatore tutto il resto del tempo fino a 47 anni. Stasera riceverai il premio qui al Fedeltà allo Sport.
credo che sia una soddisfazione particolare e vuol dire che gli sportivi lucchesi si sono ricordati di te. Sì, questo mi fa estremamente piacere perché finora ero stato premiato dalla provincia e dal comune di Pistoia. Pistoia era stato inserito nei mondiali loro malgrado perché mi serviva Pistoia come distanza per andare a Firenze. Poi mi ha premiato il presidente nazionale dell'Unione Veterani dello Sport e questa è la prima volta, si può dire, che mi premia un ente terzo stasera. Ecco. Pensavo si fossero dimenticati che c'era stato un mondiale a Lucca. Luca Cantagalli, che verrà premiato stasera al premio Fedeltà allo Sport, come vedete era un grandissimo schiacciatore nella pallavolo, ma le dimensioni lo dimostrano. Devo dire che sono tanti i risultati che ha ottenuto nel suo sport, ma io vorrei una curiosità: lo chiamavano Bazooka, come mai? Ma è una storia anche simpatica, nel senso che è un soprannome che mi ha affibbiato lo speaker di Modena, che proprio quest'anno ha fatto l'ultimo anno come speaker a Modena dopo 30 anni che era nel palazzetto, quindi il nome Bazooka realmente l'ha coniato lui, in realtà è semplicemente perché schiacciava molto forte. Oggi diciamo, la pallavolo forse non ha quel riscontro che aveva nel suo periodo, quando diciamo, eravate un gruppo di fenomeni, come vi chiamavano. Pensa che comunque ci possiamo tornare in Italia a questi livelli? Beh, ultimamente abbiamo avuto alti e bassi, forse non abbiamo fatto risultati eclatanti e soprattutto tanti consecutivi come abbiamo fatto durante la mia generazione. E credo che sia una cosa molto, molto difficile, perché secondo me capita una volta ogni 50 anni che si possa vincere così tanto e avere in un lasso così breve di tempo tanti campioni tutti assieme. Detto questo, abbiamo, soprattutto quest'anno che abbiamo il mondiale in casa, una squadra molto competitiva. È chiaro che ci auguriamo tutti di tornare sul gradino più alto del podio. Non sarà semplice, però la squadra ce la può fare. È chiaro che dietro questo bisogna ricominciare a lavorare soprattutto sui giovani, bisogna cominciare a creare nuove leve, perché in questo momento ne abbiamo molto bisogno e questo ci potrebbe dare la spinta per un futuro sicuramente migliore. Lei lo segue ancora tantissimo la pallavolo? Sì, assolutamente sì. In che ruolo? Ma fino a 2 anni fa allenavo, ho fatto 4 anni in una società di A2 e speravo di riuscire a fare il grande passaggio, cioè riuscire a allenare una squadra di A1, ma ancora non ci sono riuscito, però ho tanta voglia di dimostrare che non ero solo un bravo giocatore, che posso avere e riuscire a dimostrare di essere un buon allenatore. Mi manca la grande occasione e speriamo che arrivi presto. Io glielo auguro, e poi diciamo, chissà che questo premio Fedeltà allo Sport non le sia di buon auspicio. Credo che stasera, soprattutto a livello di pallavolo, a livello sia maschile che femminile, siete in tanti, quindi credo che sia un riconoscimento alla disciplina che spesso è ricordata in poche occasioni, se non alle Olimpiadi e ai campionati del mondo. Ma sì, però c'è sempre da considerare che è lo sport più praticato in Italia, dove annoveriamo il più numero di tesserate, soprattutto ovviamente al femminile. Ci sono stati tanti risultati, credo che nessuno sport a livello individuale o singolo abbia vinto tanto come l'Italia, quindi è chiaro che dipende per noi purtroppo spesso dai risultati. Speriamo che in futuro non sia così, ma che sia una disciplina che venga sempre più considerata, perché effettivamente è è il vero sport di gruppo, quindi quello che conta è sempre la vittoria, non del singolo ma della squadra, e quindi cerchiamo tutti di lavorare perché si venga sempre di più riconosciuti, non solo ad alto livello ma anche negli sport minori, dove soprattutto nel femminile ci sono tante ragazze che giocano. Elisa Togut, pallavolista conosciutissima, stasera vieni premiato qui al premio Fedeltà allo Sport, credo che sia un bel riconoscimento. Sì, sono molto felice e onorata di essere a Lucca, sono stata accolta veramente bene, ho avuto modo di visitare la città ed è davvero carina, e ringrazio soprattutto il signor Nieri che mi ha contattato e ha fatto sì che io fossi qui questa sera.
titolo mondiale per te nel 2002 in Germania, che ricordi hai di quelle giorni? Quello rimane l'apice, un ricordo indelebile, una serata fantastica in quel di Berlino dove la nostra nazionale per la prima e unica volta fu incoronata campione del mondo nel 2002, quindi rimarrà sempre lì come un ricordo sportivo indelebile. Stasera hai trovato anche qualche compagna di quel periodo? Certo, ci sono queste occasioni ed è modo per ritrovarsi con ragazze che magari non vedo di meno perché poi la vita va avanti, ognuno vive nella propria città e sono molto felice di aver rivisto Manuela Leggeri. Cosa fai ora? Io faccio la mamma, ho un bimbo di 8 anni che si chiama Tommaso ed Emma di 22 mesi, quindi diciamo che il mio è un bel lavoro, per il momento mi occupo di loro. Quest'anno è l'anno particolarmente della pallavolo. Manuela Leggeri, capitana della nazionale che nel 2002 vinse i campionati del mondo. Oggi abbiamo visto anche Elisa qui, un riconoscimento di squadra, diciamo, qui al premio Fedeltà allo Sport. Assolutamente sì, anche perché so che comunque qui la pallavolo sta avendo comunque grandi successi con i playoff e con delle promozioni e per noi è un onore essere qui anche perché rappresentiamo uno sport che secondo me insegna tantissimo, innanzitutto perché è uno sport di squadra e poi per tutti i valori che comunque racchiude un po' lo sport in sé, quindi è sicuramente un onore e un piacere essere qui questa sera. Credo che la pallavolo, come dicevi te, serve anche a fare squadra, no? Fare gruppo e credo che ancora una volta lo abbiamo visto anche in tante manifestazioni, soprattutto in uno sport come la pallavolo dove è indispensabile darsi una mano. Assolutamente sì, e tra l'altro io faccio proprio una distinzione tra quello che è squadra e quello che è gruppo, perché come potrete immaginare mettere assieme 12-13 teste non è facile, donne a maggior ragione, però ecco la forza proprio della pallavolo è questo, che comunque l'importante è essere squadra e quindi essere un tunt'uno quando si è dentro il rettangolo da gioco. Poi se c'è anche il gruppo, che vuol dire dal mio punto di vista andare d'accordo tutte quante, quindi creare quella sinergia, quell'alchimia in più è un valore aggiunto. Come capitana, un ricordo del 2002, qual è stata la cosa più difficile assieme ai tuoi compagni? Ma di ricordi ne ho tanti, sarebbe troppo semplice dire l'ultimo punto che ha messo giù la toga contro gli Stati Uniti, ma quello che ricordo maggiormente è stato proprio il percorso che abbiamo fatto, anche perché noi rischiavamo di rimanere fuori dalle prime 8 e ricordo ancora proprio l'attesa dopo l'ultima partita che avevamo giocato in quel girone lì, l'attesa di sapere se eravamo dentro o fuori, quindi quello secondo me ecco, è stato il momento clou, il momento più bello perché nel momento in cui è arrivata questa famosa chiamata e ci hanno detto ok siete dentro, è scattato quel qualcosa in noi che poi ci ha portato a vincere il mondiale, a salire sul gradino più alto. Finalmente un atleta lucchese, Luna Carocci, che molti sportivi lucchesi non conoscono, ma è in Germania, quest'anno ha vinto il campionato in Germania di pallavolo. Sei risultata anche veramente una delle migliori atlete. Perché sei dovuta andare in Germania per vincere un campionato? Beh, in Italia mi è capitato una volta di arrivare in finale scudetto e l'abbiamo, diciamo, per un pelo non abbiamo centrato l'obiettivo perché abbiamo perso in gara 5, 17-15 al tie break, quindi insomma c'ero arrivata anche vicina. Poi onestamente non c'è un perché, a me piacciono molto le esperienze straniere, è la mia terza esperienza straniera e finalmente ho portato a casa uno scudetto e sono molto contenta anche di portare a Lucca un orgoglio del genere. Senti, che cosa hai provato quando, ricordo, si chiama Mercedes-Benz, no? Dove hai giocato? No, io ho giocato nello Schwerin, ho giocato contro. Ecco, che impressione hai avuto? Per noi è stata, cioè quella gara 3 eravamo sopra 2-0, però la squadra Stoccarda aveva vinto la regular season, erano arrivate prime, noi eravamo terze in casa loro, sicuramente sarebbe stato complicato, per me un'emozione enorme e poi anche la sorpresa, la ciliegina sulla torta dell'MVP che mi hanno dato personalmente, cioè non me l'aspettavo proprio, tanto che una mia compagna mi ha detto ti hanno chiamato, devi andare a ritirarlo, io ero già in apoteosi e onestamente in quel momento lì non mi sono neanche accorta che mi stessero chiamando. Abbiamo parlato del passato, ma il futuro cosa ci aspetta?
Ancora non lo so, ho cercato di concentrarmi sui playoff, quindi adesso da 2 o 3 giorni sto parlando col mio procuratore e stiamo vedendo se appunto è il caso di restare in Germania oppure tornare in Italia o addirittura un altro paese dove non sono ancora stata. Senti, Valternieri ti ha invitato stasera al premio Fedeltà allo Sport. Dicevo prima, gli sportivi lucchesi ti conoscono poco, credo che sia stata una grande soddisfazione particolare, no? Sì, onestamente io sono stata 14 anni fuori da Lucca ed è la prima volta che veramente mi viene esaltato un successo. Avevo fatto già altri buoni campionati, lo scudetto non l'avevo ancora vinto, però qualche Supercoppa qua e là, e onestamente in questo momento mi sento onorata di portare appunto a casa mia, proprio perché io abito a 20 minuti da qua, un successo così grande. Ilaria Niccoli, pallavolista della Nottolini Lucca, stasera sei qui con tanti personaggi della pallavolo. Che impressione ti hanno fatto e soprattutto credo che sia una grande soddisfazione essere qui al premio Fedeltà allo Sport. Sì. La prima impressione è sicuramente l'altezza, perché comunque io facendo un ruolo, io faccio il libero, che ho visto comunque tanti, come ad esempio la Togut, così l'ho seguite l'anno che hanno vinto lo scudetto e comunque mi fa piacere essere qui ovviamente. Quest'anno com'è andata la stagione? Meglio non poteva andare, siamo arrivate prima in campionato, siamo passate in B1 e poi siamo arrivate anche seconde in Coppa Italia nazionale sempre. Quindi un'annata ottima per l'anno prossimo? L'anno prossimo ancora non sono state definite le cose, però comunque si vuole fare sempre un campionato come quest'anno, con convinzione e grinta come ci si è messo, e si farà una squadra comunque che rimane più o meno la stessa di quest'anno e poi verrà rinforzata per affrontare la B1 appunto. Soddisfatta del premio Fedeltà allo Sport stasera? Tantissimo. Ormai è 15 anni che gioco lì nella Nottolini, quindi sono bandiera. Ormai sì, sono rimasta l'unica che ho passato lì 15 anni, via. Bruno Elena, allenatrice della squadra di calcio femminile a Lucca, tanti bei risultati in questi primi 2 anni. Sì, siamo contenti dei risultati ottenuti, stiamo veramente crescendo nel corso di pochissimo tempo e siamo felici di aver raggiunto obiettivi importanti e allo stesso tempo di essere in forte crescita a livello numerico con le bambine. Per noi questo è l'obiettivo più importante, ed essere una base sul territorio ed essere presenti per tutte le bambine che vogliono cominciare e provare a giocare a calcio. Sei l'allenatrice, abbiamo detto la squadra è nata 2 anni fa, amalgamare una squadra è stato complicato? Ma sì e no, perché comunque le ragazze sono mosse da obiettivi importanti. Quando una ragazza gioca a calcio ha sicuramente delle motivazioni importanti e gli stimoli sono forti, quindi diciamo che tutte quante le ragazze sanno dove vogliono arrivare e sanno i sacrifici che devono fare per questo sport, che purtroppo ad oggi è ancora indietro rispetto ad altri sport, ma è in forte crescita, e quindi hanno delle ambizioni importanti e continuano ad allenarsi e a sacrificarsi costantemente. Anche te come allenatrice delle ambizioni? Sicuramente. Sì, come allenatrice sono contenta, l'estate scorsa ho conseguito il patentino di allenatore professionista, quindi adesso aspetto e spero di poter raggiungere anche altri traguardi. Noi te lo auguriamo, grazie. Grazie mille. Angel Fernandez, uno spagnolo trapiantato in Toscana che nella pallamano ha vinto Champions e campionati. Attualmente sei diventato lucchese, abiti qui. Ecco, oggi ricevi il premio Fedeltà allo Sport, quindi vuol dire che anche a Lucca ti conoscono e sanno quello che hai fatto per la pallamano. Sì, sono già ormai 8 anni che sono a Lucca, soprattutto, e 4-5 già a Montecarlo, dove ho conosciuto la mia compagna, e alleno anche la squadra della pallamano Montecarlo, sicché sono sempre in mezzo allo sport e alla pallamano, che è una passione. E la pallamano è uno sport diciamo non seguitissimo, non conosciutissimo, se non in pochi episodi, ma Valternieri per il premio Fedeltà allo Sport ti ha scovato e credo che sia una soddisfazione particolare essere qui stasera. Sì, soprattutto diciamo che la pallamano è un po' sconosciuta in Italia, però buono,
penso sia un problema per tutti, che riguarda tutti gli sport minori in Italia. E sì, ho conosciuto Walter e lo ringrazio, come ringrazio tutta la gente che fa possibile questo evento e questo premio, e sono molto contento di essere qua. Dicevi, alleni i ragazzi di Montecarlo, quanti ragazzi riesci fanno parte della squadra e se insomma, questo gruppo sta crescendo? Sì, siamo una piccola realtà, siamo tipo una centinaia di tesserati, abbiamo dei ragazzi dell'Under 12 fino alla Serie B, abbiamo anche il settore femminile e abbiamo tanta passione per la pallamano e si va avanti, anche se sicuramente ci manca un palazzetto dello sport dove giocare più vicino, perché dobbiamo fare delle trasferte anche quando giochiamo in casa e questo è un po' problematico. Marco Villa, 2 volte campione del mondo nell'americana con Silvio Martinello, ma direi soprattutto l'uomo che negli ultimi anni ha rilanciato la pista in Italia. Veramente i risultati negli ultimi anni sono venuti grazie al grande lavoro che stai facendo. Sì, beh, diciamo che insomma, io ci ho messo la passione, che me la sono portata dietro da corridore, la passione di fare questa doppia disciplina, strada e pista. Dopo ho avuto la fortuna di trovare da subito un atleta come Viviani che, crescendo anche con me, però insomma, un ragazzo eccezionale, lo sta dimostrando ancora anche adesso. Con lui abbiamo vinto delle medaglie a livello internazionale e a livello europeo e l'apice è stato l'Olimpiade di Rio. Da lì insomma, adesso si sta facendolo vedere anche su strada, è uno degli uomini più vincenti su strada e per me è un ottimo sport, per la federazione è un ottimo sport perché è un ragazzo che fa vedere che facendo pista si è fatto grande anche su strada e facendo la strada ha vinto dei titoli importanti anche su pista, quindi, e da lì è stato un traino anche per i giovani. Vediamo Ganna 2 volte mondiale, con Sonny quest'anno terzo nell'Omnium ai mondiali, con Sonny, Ganna, Bertazzo e Lamon terzi nel quartetto l'anno scorso e quest'anno. Insomma, stiamo dando una continuità di risultati in specialità olimpiche, in prospettiva di Tokyo e tutti questi ragazzi corrono in squadre Pro Tour su strada. Ganna l'abbiamo visto alla Roubaix, al Fiandre in fuga, con Sonny degli ottimi risultati anche lui su strada, è uno degli giovani emergenti su strada. Questo per me è un motivo di orgoglio e insomma, diciamo che sono degli ottimi testimonial di questa multidisciplina che stiamo promuovendo con la federazione e che ci sta dando anche dei buoni risultati. Si risolve il problema di Montichiari? Quando non piove è risolvibilissimo, adesso sì, speriamo che si trovi la combinazione per trovare una copertura o un sistema per far sì che anche d'inverno non siamo a rischio pioggia, a rischio di sospendere allenamenti o a rischio di sospendere delle gare. Purtroppo l'anno scorso all'inizio dell'attività invernale che portava a campionati europei e coppe del mondo mi sospeso i campionati italiani. Per me insomma, sarebbero stati un allenamento in più, un motivo in più per capire i ragazzi a che punto erano, invece insomma, devo continuare a capirlo attraverso gli allenamenti, insomma, avere delle gare in più per me sarebbe fondamentale. Finora abbiamo parlato di ciclismo maschile, ma anche in pista anche le ragazze stanno facendo veramente bene e credo che quello che stanno facendo loro sia importante proprio per tutto il movimento. Io credo che il movimento femminile, il ciclismo femminile in Italia è uno dei più all'avanguardia, insomma, e è sempre stato all'avanguardia. Prima c'era la Bronzini, c'è stata la Belluti, la Guderzo, che hanno portato titoli mondiali, e adesso c'è la Paternoster, la Balsamo, insomma giovani atlete che stanno crescendo, quindi insomma è un movimento sempre in continuo rifacimento e insomma che
che da quando ci sono io, da quando ero il corridore, insomma, è sempre stato all'altezza, quindi insomma, e credo che sia un fiore all'occhiello del ciclismo il settore femminile. Molti non lo sanno, ma se l'anno scorso un ragazzo lucchese, Simone Peschiera, ha partecipato ai campionati europei e mondiali di velocità, lo deve a questo signore che, vedendo fare test, ci ha creduto, e credo veramente che sia stata una sua scoperta. Beh sì, ho visto i test molto importanti, infatti a livello di prestazione è stato eccezionale, nonostante anche lui poca esperienza in quel tipo di gare, però mi è piaciuto molto, mi ha entusiasmato, e, insomma, anche se non ha portato medaglie, vedere questi ragazzi arrivare con delle doti, insomma, andare all'avventura e essere competitivi in campo mondiale per me è una grossa soddisfazione. Francesco Colonnese, difensore dell'Inter ai tempi di Simoni e Ronaldo, qui presente stasera al Premio Fedeltà allo Sport. Direi che stasera rappresenti tutto il calcio, visto che gli altri sono tutti di altri sport. Sì, è un grande orgoglio, un grande onore, sono stato felicissimo quando hanno pensato a me di darmi questo prestigioso premio, che hanno vinto tantissimi campioni di grandissimo livello, e niente, il calcio è stata la mia vita, lo dico sempre, io sono di Potenza, sono partito da casa a 17 anni, e sono andato a Cremona a 19 anni, ho incontrato Simoni, che adesso tra l'altro ritrovo qui stasera con moltissimo piacere, che è stata la persona che dopo mio padre sono passato da lui a mio padre, cioè da mio padre a lui, nel senso colui che mi trasmetteva gli stessi pensieri dei miei genitori, praticamente serietà, rispetto delle regole, rispetto dei valori di professionalità che nel mondo del calcio ci devono essere, perché ci sono tanti tifosi che pagano il biglietto per venire a vederci, bisogna avere sempre rispetto di tutti. E niente, quindi adesso il calcio è stato per me motivo di grande orgoglio, perché è riuscito a far sì che raggiungessi degli obiettivi insasperati, e sono un ragazzo fortunato e felice, perché adesso ho smesso da 11 anni, mi godo la famiglia, vivo anche qui vicino a Montecatini, quindi in un bel centro, ho un bel figlio che mi segue, cerco di trasmettergli la passione verso il calcio, che tra l'altro già c'ha, e speriamo che domani riesca a ottenere quello che il papà ha ottenuto, che era veramente impensabile. Senti, quando si parla dell'Inter si parla sempre dell'ambiente dell'Inter, di quello che sembra che sia qualcosa di particolarmente, particolare nell'ambito del calcio nazionale e internazionale, ma come si vive all'interno dell'Inter? L'Inter è un ambiente che ti prende, io lo dico sempre a tutti, quando sono arrivato lì avevo giocato in grandissime squadre, Napoli, Roma, insomma Cremona, ma l'Inter mi ha travolto, mi ha preso, è un ambiente fantastico, è stata la squadra che mi è rimasta nel cuore, sono diventato interista lì, perché è questa squadra che ha una passione incredibile, anche se le cose vanno male ti seguono sempre. Io ho avuto la fortuna di avere Moratti, e quindi Simoni che ho appena parlato bene di lui, ho appena parlavo bene, quindi sapevo, no, l'ho saputo adesso, quindi sono felice. Niente, l'ho detto, è qui, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, di grande felicità. Ha detto che è stato un secondo papà, ma come si comportava come figlio? Sempre bene, a parte l'episodio che poi è stato chiarito, io penso che lo dico a tutti. Io lo dico veramente con le lacrime agli occhi, io una persona così per bene nel mondo del calcio non la conoscerò mai. La mia fotografia sul comodino. Fotografia sempre presente. E quindi era un padre, lui diceva sempre: ragazzi, comportatevi bene, fate dei ragazzi seri, perché giocate a calcio, fate un lavoro che tanti altri cercate di vincere, perché è vero. E siete dei fortunati perché c'è tanta gente che viene a guardarvi, e pensate veramente di fare le cose fatte bene. Io lo dico sempre, che molte volte uno si dimentica di tanta gente che viene allo stadio per i calciatori, per noi, e lui ripeteva questo, cioè ripeteva sempre: ricordatevi che c'è tanta gente che viene a guardare e avete rispetto di loro.
A questo punto approfitto anche, a due domeniche dalla fine, ce la fa entrare in Champions League l'Inter? Speriamo. Io sono arrivato ad essere tifoso dell'Inter, un po' perché era una squadra particolare, era una squadra che aveva una identità, cioè proprio di ragazzi in gamba, di ragazzi, e quindi spero che ce la faccia. Però è una lotta, cioè anche la Lazio è una lotta bella. Lazio e Inter l'ultima partita si giocheranno. Si è fatto male Luis Alberto e anche immobile, quindi sono due perdite molto importanti per la Lazio, quindi l'Inter insomma secondo me è un po' avvantaggiata. Augurio, facciamo all'Inter di entrare in Champions League allora. Speriamo veramente. Io ero tifoso del Torino da ragazzo fino all'Inter, poi l'Inter mi ha fatto cambiare, veramente. Alberto Gilardino, ricordiamo campione del mondo del 2006, un giocatore che ha calcato con le più grandi e importanti squadre italiane il campionato. Allora, soddisfatto di essere questa sera al Premio Fedeltà allo Sport? Sì, sono molto felice, molto contento quando si ricevono queste testimonianze, comunque fa sempre molto piacere e questo è un premio speciale sulla lealtà, sulla fedeltà sportiva, quindi sono veramente molto felice di essere qua. Senti, dobbiamo dire che te hai fatto parte di tante squadre, soprattutto si ricorda però il Milan e la Fiorentina, i fiorentini soprattutto in Toscana. Che ricordo hai? No, bellissimo, un ricordo stupendo degli anni a Firenze, ho vestito la maglia viola per tantissimi anni, facendo tantissimi gol e facendo gioire il popolo viola, quindi è una città che molto probabilmente potrebbe essere una mia futura città quando smetterò di giocare, quindi è un bellissimo ricordo. Di tutta la mia carriera un bellissimo ricordo, sono stato fortunato, bravo e fortunato e sono veramente felice di quello che ho fatto. Quest'anno sei allo Spezia, pensi che sia l'ultimo anno? No, mi pongo solo il pensiero di finire bene la stagione, di star bene fisicamente, poi avrò modo e tempo di pensare attentamente al mio futuro, ho ancora un anno da giocatore, se avrò la stessa passione, la stessa voglia che ho avuto in questi mesi, perché non continuare, sarebbe ancora una bella cosa e se sto bene fisicamente penso ancora di poter dire la mia. Quello che colpisce è la tua grande passione, hai proprio voglia di giocare? Sì, sono nato per giocare a calcio, ho giocato a calcio per tutta la vita, quindi è normale che ci sarà un momento in cui finirà il calcio giocato, però lo vivrò sicuramente con grande serenità perché credo di aver dato veramente tutto quello che avevo e di aver veramente fatto una bella carriera. Come ti vedi in quale ruolo ti vedi dopo, quando finisci di giocare? È normale che dopo 20 anni che rimani nell'ambiente del calcio sicuramente un pensiero attento a rimanere nel mondo del calcio, quello sì, assolutamente. Poi ci sarà da decidere con attenzione se un ruolo da campo o un ruolo dirigenziale e quello in base anche a quando finirò poi. Serena Frediani, assessore allo sport del Comune di Capannori, comune che ci ospita questa sera, presente a questa bella manifestazione, ti abbiamo visto coinvolta come sempre quando c'è lo sport nella zona. Sì, è impossibile non essere coinvolta con questa meraviglia, tanti sportivi di livello, tanti sportivi del territorio, tante società anche capannoresi e poi Valternieri che veramente è un mattatore incredibile. È la prima volta, io lo ammetto, che partecipo attivamente a queste serate, ma sono davvero rimasta piacevolmente stupita per i valori, per lo spirito che si respira. Alla fine della serata Elena Bruno consegna un premio a Valternieri. Sì, è un giusto riconoscimento per tutto il lavoro che fa Walter per lo sport, quindi penso che sia la cosa più giusta. I consegni, ho visto la maglia. La maglia e la sciarpa che rappresentano la nostra società e il calcio femminile di Lucca. Quindi ancora questa volta il premio lo ricevi te, Walter. È un piacere inaspettato da un'amica come Elena Bruno
è un onore anche, rappresenta la Lucchese, la prima squadra della città, quindi sia al maschile che al femminile non può far altro che piacere ricevere questi riconoscimenti. Diversi anni fa mi ricordo quando Caruezzo giocava nella Lucchese che mi fu regalata la maglia della Lucchese maschile, in questo caso la Libertas femminile, quindi l'ho ricevuto il premio da tutte e due le Lucchese e io sono contentissimo, mi fa molto piacere. Grazie Elena, grazie veramente. Al termine della serata, dopo il premio che hai anche ricevuto dalla squadra di calcio femminile, una tua considerazione su questa bella serata? È una bella serata perché quando si mette assieme un'aggregazione dello sport con dei miti, delle leggende che possano trasmettere le loro esperienze ai giovani, al futuro, perché c'è bisogno di nuove leve, di nuovi campioni, e più che le leggende dello sport chi è che te le può trasmettere? Questi insegnamenti, questi valori, questo impegno. Poi qui accanto a me la bellissima hostess di questa sera, Arianna De Cicco, che è una bravissima pallavolista, gioca attualmente nella Pantera e nei playoff, ne è una valida testimonianza. Penso anche a lei ha fatto un enorme piacere vedere Manuela Leggeri, Elisa Togut, Luca Cantagalli, quelli che hanno fatto la storia della pallavolo italiana e internazionale. È bello vedere il calcio, Elena Bruno, la Lucchese, e la pallavolo, il ciclismo con Marco Villa, il CT della nazionale attuale, che ha vinto 2 titoli mondiali con Filippo Ganna, ed altre discipline sportive. Noi siamo veri appassionati di sport e cerchiamo sempre di dare il giusto valore a chi lo merita, all'impegno. Non vorrei dimenticare Luna Carocci, che ha appena vinto lo scudetto in Germania, diciamo è la storia della Pantera. Luna Carocci è ancora in pieno nella sua attività, anzi quest'anno ha fatto la coppiata vincendo Coppa di Germania, Supercoppa di Germania e scudetto, ma poi deve essere una cosa spettacolare al Mercedes-Benz Arena, un palasport esaurito con 3.000 spettatori, biglietti venduti in mezz'ora, che una lucchese abbia vinto lo scudetto in Germania e sia stata la migliore in campo. Sono cose bellissime che rimarranno per sempre anche nella storia della nostra città. E nella storia di questo premio Fedeltà allo Sport, questa 22esima edizione si chiude, l'appuntamento per l'anno prossimo? Sì, speriamo di sì, speriamo che tutto funzioni liscio, e il mio impegno ce lo metterò come ho sempre fatto, in maniera limitata, perché come ben sai ho anche altre cose da curare, però sicuramente questo gioiello, diciamo, del premio, che l'ho creato 22 anni fa e ininterrottamente si è sempre fatto, portando a Lucca i migliori personaggi dello sport, credo nazionale e internazionale. E cercherò di mandarlo avanti, insomma, finché posso. Sicuramente è una cosa che l'ho molto a cuore. E come hai detto te, l'appuntamento all'anno prossimo, sempre qui dal Country Club, dove vi salutiamo per la chiusura della 22esima edizione del Premio Fedeltà allo Sport.